Tutto pronto per la terza corsa, confronto per cavalli di 5 e 6 anni che non hanno vinto 10.000 euro in carriera, sono in 8 al via dietro le ali della macchina per 1660 metri da percorrere, corsa in cui Volpek e Frankie Bright sono i cavalli più attesi. Frankie Bright che avrà in salchi Roberto Vecchione in sorte il numero 5, Volpek si avvierà in seconda fila con Giuseppe De Filippis, vicini nella valutazione anche Egberto Meil con Maurizio Cheli numero 3 e Furioso Sadri con Adrian Gioni numero 4. Autostart in movimento, all'1 Fair Play Fox Francesco Virzì, 2 Formidabile Caff Davide Angeletti, 3 Egberto Meil Maurizio Cheli, 4 Furioso Sadri Adrian Gioni, 5 Frankie Bright Roberto Vecchione, 6 Fanny Guy TC Salvatore Valentino, 7 Fabiana Stecca Roberto Faticoni, 8 Volpek Giuseppe De Filippis. Autostart che imbocca ora la curva di sinistra, raccoglie i concorrenti, le quote in chiusura dicono 2,50 Volpek, 3 Frankie Bright, 5 Egberto May, 5,50 Furioso Sadri, questi i più attesi. Quando l'allineamento è quasi completato, non tocca l'ala Formidabile Caff con il numero 2, parte piano Fanny Guy TC e sono partiti. È veloce Furioso Sadri che prova a prendere la testa nei confronti di Egberto Meil, al suo esterno subito Frankie Bright che prova a presentarsi, poi ancora alla corda Fair Play Fox con Furioso Sadri in vantaggio nei confronti di Frankie Bright di fuori ed Egberto Meil in corda, quindi Fair Play Fox che precede Volpek. Poi Formidabile Caffè alla retroguardia Fanny Guy TC sulla retta opposta alle tribune e Furioso Sadri fa chiaramente intendere di voler correre davanti, rimane così allo scoperto Frankie Bright che si porta in scia Volpek, i due più attesi sono nel treno esterno, Egberto Meil è secondo alla corda, precede Fair Play Fox, Formidabile Caffè alla retroguardia c'è sempre Fanny Guy TC. I primi 400 metri se ne sono andati in un comunque abbastanza svelto 31 e i primi 600 in rallentamento sul piede del 46. Si viene al passaggio sotto alle tribune con Furioso Sadri sempre a guidare con al suo esterno Frankie Bright, poi Egberto Meil con accanto Volpek. Quindi Fair Play Fox con alla sua destra Fanny Guy TC alla retroguardia Formidabile Caff. Si viaggia sul piede dell'1.16,3, ritmo abbastanza buono comunque per questa categoria di cavalli. Al completamento dei 1000 metri iniziali passati in 1.16,8 Furioso Sadri prova ad allungare, di mettere in difficoltà Frankie Bright che sulle rette torna minaccioso mentre deve soffrire un po' le curve. Volpe che lì impariglia in attesa ma per il momento non particolarmente vitale. 14,9 la retta di là, 1,31,7 per i 1.200 di gara. Furioso Sadri cerca di staccare, Frankie Bright soffre di fuori, prova a venire in terza ruota Volpek, poi ancora Egberto Meil e Fair Play Fox. La retta d'arrivo per Furioso Sadri che è in vantaggio nei confronti di Egberto Meil che entra in open stretch, in vantaggio Furioso Sadri, ci prova Egberto Meil, poi Fair Play Fox, Furioso ed Egberto, Furioso Sadri viene a vincere nei confronti di Egberto Meil al terzo Fair Play Fox 1.16,1, 30 la chiusa, la vittoria di Adrian Gioni in salchi a Furioso Sadri per la proprietà della scuderia Nico Corse. La vittoria del figlio di Poseido di Venere in percorso d'avanguardia, si difende dal tentativo interno di Egberto Meil al terzo Fair Play Fox 4-3-1 in numeri, il probabile arrivo della terza.